Il TAR del Veneto ha respinto il ricorso di Save contro Brugnaro. Ora i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo dovranno pagare la tassa di imbarco di €2,50. E a mezzanotte scatta lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacati di Base a Venezia. Preoccupazione per il settore del trasporto pubblico lagunare che potrebbe creare non pochi disagi. È partita da Venezia per l'Emilia-Romagna la prima squadra di soccorritori della polizia locale. Saranno impegnati contro i fenomeni di sciacallaggio. Da un'indagine è emerso che nel veneziano il costo della mensa scolastica supera i €700 annuali, ma l'amministrazione replica nessun aumento dal 2015. Mentre in Bielorussia continuano gli orrori del regime, la CISL è mobilitata nei progetti di accoglienza e sostegno per sensibilizzare l'opinione pubblica. Sentiamo alcune testimonianze. Aumenteranno nei prossimi mesi i controlli dell'ULSS 3 Serenissima sui casi di West Nile. Nessun allarmismo, ma nei casi gravi la malattia può essere mortale. Torna domenica la 47esima edizione della Voga Longa, il via con il tradizionale colpo di cannone dal bacino di San Marco, 30 km di percorso ufficiale da concludersi entro 6 ore. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali il braccio di ferro sulla tassa di imbarco, perché il TAR del Veneto ha respinto il ricorso di Save delle compagnie Ryanair, Volotea e EasyJet. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro soddisfatto senza esultare. Abbiamo fatto il nostro lavoro, difendere il centro storico è costosissimo. I motivi posti a sostegno del gravame non appaiono pure ai fini dell'esame tipico della presente fase suscettibili di favorevole apprezzamento. Con questa spiegazione il TAR respinge la richiesta di Save di sospendere e annullare la delibera del Consiglio Comunale di Venezia del 23 dicembre scorso che ha istituito la tassa d'imbarco aeroportuale di €2,50 a partire dal 1 aprile 2023. Il ricorso di Save era stato presentato contro il Comune in persona del sindaco pro tempore Luigi Brugnaro e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate e Autorità di Regolazione Trasporti e dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC. Save non era da sola in questa battaglia. A sostegno della richiesta di annullamento, infatti, ci sono anche l'Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares, Ryanair, Volotea e EasyJet e Wizz Air. Soddisfatto senza esultare il sindaco Brugnaro. Abbiamo fatto il nostro lavoro, ha commentato. Difendere il centro storico è costosissimo. E a proposito di trasporti, a mezzanotte scatta lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacati di Base. A Venezia il settore più attenzionato è quello del TPL. Dalla mezzanotte di oggi fino alle stesse ore di domani l'Unione Sindacati di Base ha programmato uno sciopero generale di 24 ore per tutti i settori. Agitazione confermata. La manifestazione regionale delle lavoratrici e dei lavoratori sarà a Verona, nessun presidio in città, dove però potranno essere evidenti i disagi. A Venezia saranno infatti a rischio i trasporti e i collegamenti acquei di motoscafi e vaporetti in centro storico e in laguna. Garantiti solo i servizi minimi previsti per legge e i collegamenti minimi con le isole. Vogliamo rimettere al centro della discussione il salario rubato da 30 anni, l'orario di lavoro estenuante, le pensioni misere e i servizi pubblici allo sfascio. Uno sciopero in cui torna protagonista quella classe lavoratrice che porta avanti questo paese da anni, dai porti ai braccianti, passando per le varie anime del pubblico impiego. Con questa mobilitazione si chiedono risposte immediate e non interlocutorie. C'è l'incognita su quali saranno le percentuali di adesione dei lavoratori. Potrebbe essere però una giornata da bollino nero per la mobilità lagunare, anche se lo sciopero, come detto, è nazionale e nulla ha a che vedere con l'avvertenza locale di ACTV. I disagi per gli utenti potrebbero essere pesanti, dunque armarsi di pazienza. Noi chiediamo subito che vengano alzati gli stipendi e venga impedito subito di inviare armi per le guerre. Chiediamo da subito un aumento sostanziale delle buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici.
E da Venezia è partita la volta dell'Emilia-Romagna devastata dall'alluvione. La prima squadra di soccorritori della polizia locale saranno impegnati sul campo contro il fenomeno particolarmente odioso del sciacallaggio. Si è aperto con un minuto di silenzio il Consiglio Comunale di Venezia in ricordo delle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Collegato da remoto anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Intanto la macchina dei soccorsi continua a muoversi anche da Venezia. Sono 2 infatti le squadre di agenti della polizia locale partite per Faenza per prestare attività di soccorso e antisciacallaggio per le popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dalle esondazioni. La conferma della vicinanza della città agli sfortunati cittadini emiliani e romagnoli. La prima squadra è composta da 10 agenti e 3 ufficiali. Avranno 2 mezzi 4x4 per muoversi in maniera maggiormente profittevole sul territorio ed efficace, e fondamentalmente andranno a fare queste operazioni di soccorso coordinate nella zona di Faenza. Ma sono pronte a partire altre squadre di volontari, sono già un'80 quelli disponibili fin da subito. Se vi saranno ulteriori necessità, altre squadre sono pronte a partire. Abbiamo già 80 volontari e altri volontari si stanno progressivamente aggregando. Sono decine infatti i volontari tra gli agenti che hanno dato la loro disponibilità a recarsi nelle zone interessate dall'alluvione, un bel segnale di solidarietà per il corpo di polizia locale. Da un'indagine di Cittadinanza Attiva è emerso che nel veneziano, in particolare in comune a Venezia, il costo della mensa scolastica supera, pensate, i 700 euro annuali, ma l'amministrazione replica: nessun aumento dal 2015. Poco più di 87 euro nella scuola dell'infanzia e 89 nella primaria. È la spesa media che una famiglia veneta sostiene per la mensa scolastica rispetto agli 82 della media nazionale. Un dato che si assesta rispettivamente a 80 e 85 euro nel territorio metropolitano di Venezia. Emerge da un'indagine condotta da Cittadinanza Attiva sul territorio nazionale. Nel veneziano il costo di un singolo pasto alla materna è di 4 euro, mentre alle elementari di 4,25. Facendo i calcoli, dunque, una famiglia spende tra i 720 e i 765 euro l'anno. Ma l'amministrazione evidenzia: nel Comune di Venezia la tariffa pasto non è aumentata da settembre 2015, e ciò nonostante il notevole aumento di costi di beni e di servizi. Il costo della mensa scolastica nel Comune di Venezia è in linea sia con quello dei comuni vicini, limitrofi, che con quello dei comuni del Veneto capoluogo. Ovviamente poi ogni amministrazione prevede al suo interno tutto un sistema di agevolazioni economiche a seconda della tariffa e della fascia ISEE in cui rientri. A titolo informativo, nel nostro territorio, su circa 11.000 utenti che serviamo, più di 3.100 sono esenti totalmente e qualche centinaio sono esenti parzialmente. Numeri questi delle esenzioni che sono, ahimè, anche in costante aumento. Rispetto all'anno scorso sono quasi 600 già oggi in più le esenzioni che abbiamo rilasciato. Desio specifica inoltre: un costo del ticket nel Comune di Venezia, nella media, se non addirittura inferiore ad altre città, ancora di più se si pensa che il nostro territorio non è solo straordinario ma anche unico. Il sistema di gestione dei pasti nelle scuole sul centro storico e isole, per esempio, avviene attraverso l'ausilio di barche, di imbarcazioni. E questo sistema di trasporto sicuramente non può che andare a incidere in maniera consistente sui costi che abbiamo scelto di non caricare sulle famiglie. L'indagine ha preso in esame le tariffe dei 110 capoluoghi di provincia. La famiglia di riferimento è composta da 3 persone e ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro. Presidio nel pomeriggio davanti a Cafarseti in occasione del Consiglio Comunale in difesa della sanità pubblica e del Giustiniani in particolare. Il Comune deve rompere l'assordante silenzio sul destino della sanità in città e l'appello di associazioni, comitati e forze politiche. La salute dei cittadini, dicono, deve essere una priorità per l'amministrazione. Intanto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha affidato 3 nuove deleghe ad altrettanti consiglieri. Vediamo quali. Giorgia Pea, Aldo Reato e Stefano Zecchi sono i 3 nuovi consiglieri delegati nominati dal sindaco Luigi Brugnaro, ovvero consiglieri comunali, ai quali vanno deleghe specifiche su temi che interessano lo sviluppo futuro di Venezia. Una alla consigliera Giorgia Pea
in materia di teatri e cinema in tutta la città di Venezia, un'altra ad Aldo Reato per la valorizzazione della gondola e un'altra al consigliere Stefano Zecchi per quanto riguarda la cultura, il progetto futuro della città di Venezia. Razionalizzare il turismo e diffondere la cultura è l'obiettivo di Zecchi, presidente della Fondazione di Scienza della Bellezza. L'idea, insomma, è quella di aprire sempre più Venezia alle problematicità contemporanee. Venezia è bellezza e quindi io posso semplicemente cercare di farla conoscere nelle sue realtà più segrete. A Reato va la delega per la valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della città antica. Spero di essere utile alla città. La gondola, che è stato il primo mezzo di trasporto qui a Venezia, soprattutto sul discorso del traghetto, questa delega mi dà l'opportunità di valorizzare questa imbarcazione ancora di più. Infine a Giorgia Pea, dal 2015 presidente della Sesta Commissione, è stata conferita la delega Città di Venezia, cultura, attività teatrali e cinema. In particolare nella materia del teatro e del cinema, che nella città di Venezia è sicuramente un fiore all'occhiello, e l'impegno che mi assumerò sarà quello di essere anche d'ascolto nei confronti di tutte le associazioni e di tutta la cittadinanza. Brugnaro ne ha dato comunicazione alla Giunta e al Consiglio Comunale, ringraziando i 3 consiglieri per la disponibilità a raggiungere nuovi obiettivi e a dialogare meglio con i cittadini. Uno sguardo a quello che succede ai confini orientali dell'Europa. Continuano gli orrori in Bielorussia, opera del regime di Lukashenko. La CISL per questo è mobilitata e vi proponiamo alcune testimonianze. Le condizioni sono terribili, è orribile, lui è stato 6 mesi in un carcere da solo, senza uscire 24 ore, allora 6 mesi, senza la luce. Lo hanno torturato con il fame. Lui è Vitali, è riuscito a fuggire dalla Bielorussia dove continuano gli orrori del regime Lukashenko. Orrori che ha vissuto in prima persona e che ha deciso di raccontare a pochi giorni dalla giornata del rifugiato politico il 21 maggio. Accanto alla CISL Venezia, in prima linea nei progetti di accoglienza e sostegno per sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sta accadendo nel paese dell'Est Europa. Abbiamo fatto un progetto importante l'anno scorso ospitando 33 persone al centro Morosini per 3 settimane al Lido di Venezia, grazie anche all'impegno del Comune di Venezia su questo, raccogliendo i fondi. Di questi 22 erano bambini, la stragrande maggioranza molto piccoli, che avevano subito appunto queste pressioni psicologiche che sono al di fuori del paese. Uno dei progetti realizzati con Ulia Yukno, rifugiata politica, presidente dell'associazione Talaka che aiuta i bielorussi e rappresentante dell'ambasciata popolare in Italia. La nostra rivoluzione pacifica è iniziata nel 2020, quando abbiamo avuto le elezioni che erano poi falsificate di Lukashenko, che ha detto che ha vinto con 86%, invece ha vinto un'altra persona, Svetlana Tikhanovskaya, che ora rappresenta le forze democratiche bielorusse. Io come rappresentante delle ambasciate popolari invece faccio qui il lavoro per i rifugiati che scappano dal paese, come me anche, perché anch'io sono rifugiata politica e quando ho avuto i miei documenti di rifugiato ho costituito questa associazione bielorussa qui in Italia, a Firenze, che sta promuovendo la causa bielorussa. Un paese dimenticato dove ci sono più di 5.000 persone in carcere, tantissime persone scappate, tantissime persone oppresse. Ogni giorno da noi restano minimum 7-10 persone. Se pensiamo che questo dura già 3 anni, allora quasi metà del paese forse è stato già arrestato almeno una volta, come tutta la mia famiglia anche. I temi della sanità, parliamo di West Nile, aumentano i controlli. Per non farsi trovare impreparata, l'azienda sanitaria veneziana annuncia un aumento della vigilanza sulle cosiddette arbovirosi, il virus più noto come West Nile, portato dalla zanzara nei casi più gravi. Può colpire il sistema neurologico e più raramente causare anche la morte del paziente. Cioè la disinfestazione si fa sempre annualmente, però quest'anno valutiamo con maggiore impegno la situazione e monitorizziamo l'andamento delle zanzare, perché sono le zanzare che danno questa sindrome, che è una sindrome in sostanza
simili influenzali, ma che con l'influenza non ha proprio nulla a che vedere nemmeno con i sintomi parainfluenzali, però i sintomi sono banali, sono molto simili. Per questo la West Nile passa spesso inosservata, a parte soggetti particolari e fragili. Negli individui o persone che hanno deficienze immunitarie, come può essere il bambino molto giovane o l'anziano, soggetti con patologie molto particolari, fragili, chiamiamo persone fragili, insomma, sono più sensibili, e in questi casi c'è qualche episodio, può verificarsi qualche episodio di effetto collaterale della febbre da West Nile, che si verifica con disturbi neurologici e qualche rara volta purtroppo sono anche mortali, rarissimamente, però può essere anche mortali. È ancora presto per dirlo, ma i numeri non sono in aumento dal 2000, cioè da quando è stata rilevata. Qualche caso in più nel 2022, ma è anche difficile fare statistiche perché spesso i pazienti non sentono nemmeno la necessità di fare controlli o prelievi, visto che inizialmente con la West Nile si può parlare di sintomi banali. Il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha partecipato a Venezia a un convegno dedicato al Papa Albino Luciani. L'occasione è stata la presentazione di un volume che raccoglie uno studio storico e teologico sul suo magistero attraverso il recupero e il riordino delle carte dall'archivio privato e dall'edizione critica integrale dei testi e degli interventi del suo breve ma intenso pontificato. La pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di Porto Educational. Si tratta di un progetto pensato per i bambini delle primarie. Vorrei illuminarvi e scoprire insieme che cos'è un porto. Il porto è un'insenatura naturale o costruita dall'uomo posta lungo la costa. È uno dei video girati appositamente per Porto Educational, dall'inglese Educazione al Porto, percorso storico, didattico, educativo e geografico per raccontare giocando la realtà marittima portuale e le sue professioni. Tra le attività di Porti Aperti, e quest'anno pensato e rivolto appositamente alle scuole, in particolare alle terze, quarte e quinte delle primarie di Venezia. Avviciniamo al 31 maggio, data di inaugurazione del Salone Nautico, che sarà non solo vetrina di lusso, ma sarà soprattutto racconto di storia, arte navale, imbarcazioni, porto. Progetto che spiega ai piccoli studenti la secolare relazione tra le città di Venezia e Chioggia con il mare, evoluto dall'autorità portuale. È una grande opportunità per introdurre la portualità e la logistica, come in tutti i grandi porti nel mondo, nella normale offerta didattica presso le scuole primarie, e quindi è anche un modo per introdurre in modo giocoso in lezioni laboratorio che avranno una durata di circa 2 ore. Attività anche di possibile orientamento sulle scelte professionali degli adulti di domani. Sono un mondo che sono estremamente interessante anche per i più piccoli e che può essere di stimolo anche per il loro futuro, per eventualmente una carriera da intraprendere. Pochi giorni ancora e sarà Voga Longa. 8 maggio 1975 parte la prima edizione della Voga Longa e sicuramente Venezia recupera quello che era il significato del vivere da veneziani il proprio ambiente, nel rispetto dello stesso. Quindi praticando l'ambiente per come la natura ci impone, con un equilibrio, vogando alla veneziana e mettere da parte i motori. Sarebbe bello tornare a quell'8 maggio del 1975. Così il delegato del sindaco Giovanni Giusto racconta l'inizio della Voga Longa che domenica in Canal Grande vivrà la sua 47esima edizione. Partenza con il classico colpo di cannone alle 9 in punto dal bacino di San Marco. Al via ci saranno 2.000 imbarcazioni, più di 7.300 partecipanti, dei quali però ben 5.000 stranieri provenienti da 40 paesi. Anche questa è la fotografia di una città che cambia, con sempre meno veneziani. La Voga Longa continua a essere legata alla laguna, alla tradizione della voga e del remo, e quindi probabilmente mantenendo intatti quelli che sono stati i principi che l'hanno ispirata, continua a essere apprezzata dai veneziani e non. Negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10-15 anni, si è visto un aumento delle persone che partecipano da fuori Venezia, dall'estero, dall'Italia, che continuano a venire apprezzando sia la parte ludico-sportiva che la parte appunto legata al mantenimento delle tradizioni.
E ci sarà anche un premio dedicato al grandissimo rinotoforo lungo i 30 km di percorso a Murano da completare in 6 ore. Così lo ricordano i figli. Abbiamo fatto questo premio per premiare la barca più divertente, simpatica, stramba, curiosa che passerà davanti alla nostra Vogalonga. Con il ricordo di mio papà, perché è impossibile non fare la Vogalonga, non continuare a fare la Vogalonga. Per noi è una festa di famiglia, come c'è Natale e compleanno, Vogalonga. Da Venezia è tutto anche per questa edizione, vi lascio al meteo, buona serata. Bentrovati al meteo. Si rinforza l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo per gran parte del giorno. Il dettaglio di venerdì 26 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata, a partire dai monti, nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, con occasionali precipitazioni, possibili poi fin verso le zone pedemontane. Per il resto assenti. Temperature con andamento irregolare, minime tra 13 e 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla zona montana possibili rovesci che potrebbero poi interessare localmente anche la pianura. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino, instabile al pomeriggio con temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.